Un medico specializzando è in grado di operare in un pronto soccorso, di seguire fino a 1200 assistiti come medico di base? La maggioranza in Consiglio regionale sostiene di sì e che quello che si sta andando ad approvare è un provvedimento che andrà a colmare le lacune di personale con laureati in medicina perfettamente in grado di assolvere i compiti che gli saranno chiesti. Quanti specializzandi vi aspettate che arriveranno, per cui quanti assistiti avranno? Questo a quanti specialisti? Noi sappiamo che nel giro di 3 anni ne arriveranno 700 quando finiranno quello che è l'iter, però con questa norma che andiamo a approvare oggi daremo la possibilità di arrivare a 1200 assistiti anche per gli specializzanti del secondo e il terzo anno. Per l'opposizione invece la riforma avrebbe bisogno di qualche modifica. Quello che diciamo noi è c'è un'emergenza sì, in qualche misura bisogna intervenire anche, ma senza strappare quello che diceva, e cioè accompagnare con un tutor i medici tirocinanti che hanno degli assistiti, perché si deciderà questo, oggi è evidente, ci sembra necessario. Fino al 2006 i medici che diventavano medici di base o medici di famiglia non avevano la specialità, quindi gran parte dei medici che oggi sono in servizio come medici di medicina generale non hanno la specialità. Le opposizioni avevano anche chiesto che i provvedimenti arrivati direttamente dalla Giunta avessero più concertazione anche con le categorie interessate, che sono state poi ascoltate dalla Quinta Commissione. L'ipotesi però che alcuni emendamenti delle minoranze possano essere accolti sembra naufragare in un quadro in cui le opinioni si dividono anche sul perché ci sia una carenza di medici. E sui medici ospedalieri la responsabilità è prima di tutto nazionale, perché lì le borse sono nazionali e la regione può aggiungerne, ma sui medici di medicina generale no, perché sono borse di studio regionali e ci sono regioni che ne hanno messe molto più di noi. Voglio ricordare che la quota delle borse di studio per i medici di medicina generale, quello che compete alla regione sono quote marginali, non sono tutte quote regionali.